Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riserva questo giorno di 1° marzo 2020, ovviamente domenica, e cosa possiamo aspettarci dagli influssi di queste costellazioni in questo giorno. Prima però, come di consueto, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie. Dunque questo 1° marzo le costellazioni in gioco sono tantissime, è un giorno in cui la Luna attraversa ben 19 costellazioni, pertanto sarà un giorno molto movimentato, eh, ehm, dove il carattere di alcune costellazioni che si ripete ci indica più o meno cosa è più possibile percepire o sperimentare in questo giorno. Cominciamo comunque col dire che oltre a esserci il Sole dietro questo giorno, quale governatore, quale dominatore astrale collegato proprio al giorno di domenica, che porta con sé poi occultamente i valori di Leone, abbiamo la stella capo Sagittario e la seconda costellazione Ariete. Dunque sono le prime due costellazioni attraversate dalla Luna in questo giorno e abbiamo dunque un eccesso di fuoco, una giornata che è di fuoco. Ottime iniziative, molta intraprendenza, anche riuscita in ogni settore, ogni cosa che faremo sicuramente conoscerà una buona riuscita, appunto, un buon esito. Molta infatti è l'intraprendenza che impiegheremo in questa giornata, ci sveglieremo già molto energici e l'unico, diciamo, punto sfavorevole di tutto questo fuoco, dal momento che a chiudere il viaggio della Luna è la costellazione Leone e di nuovo fuoco, e la possibilità appunto di percepire stati infiammatori che poi sono per ciascuno differenti in base proprio ai propri punti deboli, però è possibile dire che la maggioranza potrà sperimentare dolori di testa in qualche modo. Dunque, ehm, comunque, ripeto, ciascuno dovrà poi fare attenzione o verificare quali sono le costellazioni del proprio giorno o quantomeno l'elemento predominante. È una giornata comunque all'insegna della costruzione, cioè una giornata dove sicuramente sapremo costruire, anche interagire con gli altri in modo positivo. Sebbene il carattere di oggi si fa focoso, si fa molto più caloroso, anche impetuoso in certi momenti, è possibile comunque che si metta davanti le relazioni col prossimo e che si cerchi sempre di interagire favorevolmente con tutti. È una giornata che ci permette, sebbene domenica non sia, diciamo, la giornata ideale per stringere accordi, fare affari e cose del genere, però è possibile che quello che faremo in questo giorno sarà comunque favorevole e positivo anche da un punto di vista economico. Dovremo però fare attenzione ehm, a, alle associazioni e alle situazioni, insomma, che andremo a creare con altri, vale a dire che è molto propizio questo oroscopo per tutte quelle che sono le intraprendenze personali, cioè le intraprese soggettive fatte in prima persona e un po' meno bene per le associazioni. Ad ogni modo è favorevole per quanto riguarda appunto anche gli affari di natura commerciale. È meglio comunque in prima persona, non con soci. Eh, Non c'è molto da dire, forse qualche momento un po' critico nell'arco della giornata, cioè ci sarebbe tantissimo da dire, ma talmente tanto che finirei col dire qualsiasi cosa, perché
tutte le costellazioni praticamente vengono toccate dal viaggio della Luna oggi e dunque potremo percepire nell'umore giornaliero veramente una grande varietà di stimoli e che ciascuno di noi poi percepirà in base al proprio elemento predominante qualcosa piuttosto che qualcos'altro. Però dal momento che è presente la sequenza Cancro-Scorpione e più sotto nuovamente presente la costellazione Scorpione, vorrei comunque tranquillizzare nella direzione dei rapporti interpersonali e delle questioni familiari. Dunque cerchiamo di stemperare i toni e di lasciarci scivolare le cose che non quadrano oggi, perché purtroppo potremmo percepire un clima che si fa teso in alcuni momenti e che però è del tutto temporaneo. Detto questo, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Noi ci troviamo qui per le previsioni di lunedì 2 marzo 2020, domani sempre su questo canale. Grazie per avermi ascoltato e buonissima giornata, buona domenica a tutti.